Mister, pareggio sul campo del Desenzano, ancora una volta come dire, nelle mani di un grandioso Tosi che ha fatto il quinto rigore stagionale, è un bel dato. Beh, diciamo che ci sta abituando a cose del genere, è per noi un elemento fondamentale, lo sta dimostrando, ma non solo con i rigori, insomma, sta facendo un'annata strepitosa. Sono contento personalmente per lui perché è un ragazzo serio che merita altri palcoscenici, quindi anche oggi ci ha levato le castagne dal fuoco. Resta rammarico che trovato il gol con Brighenti avete preso di fatto il pareggio pochi minuti dopo, anzi qualche secondo dopo, ecco, forse è quello il rammarico più grande in questa partita. Ma nel complesso pensare che si possa avere un po' di rammarico dopo una partita del genere probabilmente non è la lettura giusta, quindi abbiamo sofferto la squadra più forte del campionato, che l'ha dimostrato per l'ennesima volta, e dovevamo fare questo tipo di partita apposta perché hanno giocatori con delle caratteristiche che possono mettere in difficoltà qualsiasi squadra. Per sopperire a quello era normale che abbiamo preparato una partita per riuscire a concedere i meno spazi possibili e poi sfruttare le ripartenze. Siamo stati bravi e fortunati a trovare il gol, poi dopo abbiamo commesso degli errori soprattutto in ripartenza che non ci hanno fatto più ripartire, e poi secondo tempo chiaramente con l'uomo in meno ci siamo chiusi, abbiamo provato in qualche spuriata a cercare di essere pericolosi, però per noi personalmente è un pareggio che ci teniamo molto stretto perché appunto è avvenuto contro una squadra molto forte. Ecco, magari meno brillanti sotto il profilo delle ripartenze, dello sfruttare magari gli spazi che il Desenzano vi creava, però caratterialmente la squadra, insomma, ancora una volta ha risposto alla grande. Ma quello sì, insomma, lo spirito è sempre quello. Oggi qualche interprete diciamo che non era proprio nelle migliori condizioni, ma nonostante quello poi dopo ci si sacrifica, ci si chiude, si ha la consapevolezza che si può anche soffrire, ma poi si può anche essere pericolosi. La fortuna è che non troviamo sempre di fronte il Desenzano.